Questa per me, per la giunta comunale, per il consiglio comunale, ma credo per l'intera città di Racalmuto, è una serata importantissima. Dopo tanti anni riparte il Teatro Regina Margherita. Un bel applauso, scusate. E riparte con una pagina straordinaria di vero teatro. Due artisti immensi, lasciatemelo dire, il maestro Salvatore Galante e il mio grande amico affettuoso Gaetano Aronica. Credo che stasera abbiamo assistito veramente a una pagina di vero teatro, abbiamo sentito recitare un vero attore che ha scandagliato tutte le corde del teatro, della recitazione, attraversando anche momenti importanti della storia del nostro paese. Ma lasciatemi dire che il Teatro Regina Margherita riparte con Gaetano Aronica perché ha accettato di dirigere questo teatro senza alcun compenso, soltanto con un minimo di rimborso spese. È un attore o un regista del suo valore, per Racalmuto è un grandissimo onore e ha dimostrato immediatamente la sua grande capacità non soltanto di attore e regista, ma anche organizzativa, ma soprattutto per i suoi rapporti personali ed artistici. È riuscito in qualche settimana a mettere su il cartellone del Teatro Regina Margherita per l'anno 2025, che lui stesso adesso accennerà ma che presenteremo domani, in pochissimo tempo e soprattutto quasi senza soldi, perché dobbiamo dirle le cose come stanno. Noi abbiamo pochissime risorse finanziarie, ma noi non potevamo stare fermi, non potevamo assistere al delitto di questo straordinario teatro chiuso. E quindi ci siamo spesi e abbiamo avuto la fortuna, ripeto la fortuna, di avere la disponibilità di Gaetano. C'è un cartellone bellissimo, straordinario, lo conoscerete, e credo che il Regina Margherita riprenderà al più presto il posto che merita. Questo è un teatro storico, lo sapete tutti, è stato inaugurato prima del Pirandello di Agrigento. Ed era il teatro di stucchi, oro e velluti, diceva Sciascia, dove ho visto il più bel teatro della mia vita. Oggi riapre il Teatro Regina Margherita a Racalmuto e tu sei il direttore artistico e hai avuto un debutto molto apprezzato dal pubblico. Ecco, brevemente, cosa ti ha spinto a fare questa scelta? L'ho detto prima al pubblico, intanto è bellissimo vedere tutto il pubblico sul palco perché proprio si è creata una bella, quello che si dovrebbe creare a teatro, una bella energia, una ritualità. Sono felicissimo, mi piacciono le cose in salita, mi piacciono le scommesse, questo è un teatro che merita di essere frequentato, di rivivere, grazie ai racalmutesi ma anche grazie agli abitanti della provincia e agli agrigentini, grazie a tutte le persone che vorranno rendere questo teatro quel gioiello che merita di essere, per cui io sono qua a raccogliere la sfida. Lo spettacolo di ieri sera lo hai riproposto con il pianoforte, con la musica. Sì, e questo è uno spettacolo con il mio cavallo di battaglia e io lo cambio sempre, lo modifico, lo modulo. Adesso ho trovato in Salvatore un ottimo collaboratore, ci divertiamo tantissimo perché inventiamo, anche in scena si vede. Guarda, quando si lavora divertendosi, non succede spesso, in nessun lavoro credo, ma quando si riesce a divertirsi è una cosa bellissima, per cui stasera ci siamo divertiti noi e il pubblico, ci siamo emozionati noi e il pubblico, e che può volere di più un artista? Stare qui nel teatro di Leonardo Sciascia, voglio dire, sai, ci sono cose nella vita che non hanno un prezzo.